Buona serata, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questo spazio di anteprima di TV7 Match. Allora, torniamo indietro di 500 anni questa sera, Armando. Ma la storia non è tornare indietro, la storia è ripercorrere un viatico che ci racconta il comportamento dell'umanità e le cose più strane che sono successe e i personaggi che hanno fatto parte di questa storia. Normalmente parliamo sempre di qualche maschietto, perché i maschietti sono quelli che in un certo periodo sono stati i dominatori della storia, ma ogni tanto nasceva anche una figura femminile. E siccome c'è la ricorrenza di questa figura femminile, che è Lucrezia Borgia, la figlia di Borgia, il Papa Alessandro VI, e quindi abbiamo ritenuto utile andare a ripescare questa figura, perché è sostanzialmente una figura femminile, e quello che io presenterei attraverso anche i nostri ospiti, che poi vedremo, i nostri telespettatori, questa figura femminile, come fu trattata, come si usavano le donne a quell'epoca, come venivano utilizzate, erano protagoniste o erano vittime? E Lucrezia Borgia fu protagonista o vittima, oppure qualche altra interpretazione? Perché il suo percorso fu estremamente complesso e quindi ci dà modo di capire in quell'epoca qual era il rispetto reciproco uomo-donna. Ecco. Certo, beh, dopo questa prima parte di TV7 Match dedicata alla figura di Lucrezia Borgia, daremo spazio nuovamente alle questioni di Venezia, quindi al Mose e al porto per le grandi navi, e poi in chiusura cercheremo Ci parliamo del Mose perché il problema Mose, e non è l'ultimo problema, quello di cui parleremo oggi, ma poi avremo un'altra trasmissione dove vedremo il sottobanco del Mose. Prego. Certo. E poi in ultima parte della trasmissione dedicata al Covid, le responsabilità, di chi sono le responsabilità per l'inizio di questa pandemia, e poi le vaccinazioni e le novità appunto di quest'ultimo periodo, con come dire, l'utilizzo anche di vaccini diversi, ma ne parliamo più tardi. Adesso un breve break pubblicitario e poi sigla, e quindi conosceremo gli ospiti che ci accompagneranno in questa prima parte. A tra poco.